100 milioni di euro di ricavi nel 2011, prima regione d'Italia, e un numero di dipendenti che sfiora i 600. Un sistema solido e consolidato, quello delle televisioni locali venete, ritratto dalla fotografia scattata dalla Fondazione Rosselli per conto del Corecom. Un sistema che ha investito molto in strumenti, innovazione nel passaggio digitale e che ha vissuto inevitabilmente i contraccolpi della crisi, riuscendo a mantenersi in buona salute, meglio che in altre regioni d'Italia, grazie a due fattori: la dimensione aziendale più solida e i ricavi pubblicitari. Una voce, quella delle televisioni locali venete, che per la garanzia di pluralità e informazione libera deve essere ancora sostenuta. Uno dei punti fondamentali è quello di poter garantire un sostegno di carattere economico alle emittenti televisive. 8 le proposte emerse per il consolidamento e rilancio del settore che il Corecom Veneto e il Consiglio regionale vogliono portare in un tavolo di discussione nazionale con questo obiettivo. Individuare un pacchetto di indicatori, di parametri che consentano di premiare effettivamente le imprese che sul territorio fanno servizio pubblico e fanno un servizio pubblico di qualità. Un settore che secondo lo studio deve puntare sulla qualità, su nuovi prodotti da affiancare all'informazione come i documentari, sullo sviluppo di contenuti multimediali con integrazione tra web e TV, su una multipiattaforma di servizi e la fruizione in mobilità. Tra le proposte anche la creazione di una guida TV ai programmi di qualità e la detassazione per le imprese che investono in pubblicità. Si sta riducendo l'intervento pubblico diretto, l'erogazione diretta e sta prendendo il posto un'incentivazione di tipo fiscale, cioè detassazione e crediti d'imposta. Noi pensiamo che questo meccanismo applicato anche al settore televisivo ma anche al settore editoriale possa ridare slancio. Anche il Consiglio regionale ha allo studio una legge che incentiva gli investimenti editoriali nell'innovazione e sgrava dall'IRAP le nuove assunzioni. Ferma in sesta commissione, si spera che arrivi al più presto in Consiglio.